Era un motociclista esperto, quindi sicuramente non avremmo mai pensato che fosse stato coinvolto in un incidente così grave, quindi ci ha un po' sconvolto tutti. Non è stato solo un allenatore, scusi ma mi sto un po' commuovendo, non è stato solo un allenatore, è stato un amico. Le ultime foto postate sul profilo Facebook che aveva creato appositamente per il suo viaggio da sogno ritraggono New Orleans il 23 maggio. Ed è proprio qui in Louisiana che la sua vita si è fermata per sempre, contro l'auto di una donna pare ubriaca e sotto effetto di droga che si è schiantata contro la sua moto. La notizia della tragica morte di Paolo Giusto, che avrebbe compiuto 73 anni ad agosto, è rimbalzata in poco tempo dagli Stati Uniti in Italia, segnando più di una comunità. Da qualche anno si era trasferito a Sanremo per stare vicino alla figlia e ai 3 nipotini, ma le sue radici erano qui. Non solo a Mestre, dove per 30 anni è stato professore di educazione fisica al liceo Giordano Bruno e allenatore del CUS Venezia, soprattutto a Mogliano, dove è stato uno dei fondatori della polisportiva e storico allenatore della squadra di volley femminile, lanciata a importantissimi traguardi nazionali nel corso degli anni, con scudetti juniores a ripetizione. Un nuovo lutto che colpisce la società dopo la scomparsa nel 2021 per Covid dell'altro grande nome della pallavolo moglianese, Renato Semenzato. Lui e Renato Semenzato, che erano i nostri 2 allenatori, hanno cominciato con la polisportiva e l'hanno portata a livelli veramente eccezionali. E non è facile trovare degli allenatori che restano qua con noi 20 anni consecutivi, va bene, ad allenare. Quello che faceva Renato faceva Paolone, quello che faceva Paolone faceva Renato. E di conseguenza questa cosa proprio non ci voleva. Hanno insegnato molto e allenatori che lavorano col cuore, non aspettando lo stipendio alla fine del mese, non se ne trovano tanti. La passione per lo sport, per le moto e per gli USA. Paolone, come tutti lo chiamavano per la sua mole, aveva già percorso la mitica Route 66, il coast to coast da Atlantico a Pacifico. E quest'anno, con l'amico Paolo Bellemo, aveva deciso per una seconda avventura negli Stati Uniti. La pagina Facebook Sogno Americano Parte Seconda era un vero e proprio diario di immagini, foto e video dei paesaggi del viaggio, fino alla notte tra mercoledì e giovedì a New Orleans. Ora si attende di capire quando la salma potrà rientrare in Italia. Abbiamo già pensato di fare un memorial, va bene, di una certa importanza, perché erano allenatori che erano anche conosciuti non soltanto a Mogliano, ma in tutto il Veneto e direi anche in tutta Italia, perché tantissime volte ci siamo scontrati a livello nazionale in finali. Cercheremo di fare un memorial che li ricordi veramente per quello che questi 2 allenatori sono stati. Adesso è bello perché li pensi insieme, diciamo che questa è la cosa che magari portavi in cuore. Esatto, però insomma. E adesso tutti lo vogliono ricordare così, felice sulla sua moto, verso un viaggio che non avrà più fine.